clear for landing. Buongiorno e bentrovati con questa ultima puntata, ahimè, di Direzione Futuro. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di questo lungo percorso durato ben 10 puntate. Un percorso in cui l'ITS Academy e tutto quello che è la realtà che gli gira intorno è stato approfondito, grazie chiaramente alla padrona di casa che oggi mi ha ceduto la sedia, ovvero la preside Brigida Morsellino. Abbiamo iniziato con la prima puntata condotta da Famiglia Belfiore, poi c'è stato questo switch alla conduzione. Devo dire, preside, conduzione condotta alla grande, prima esperienza ma di grande livello. Partiamo da questo, partiamo dalla parte più leggera, poi ci addentriamo. Devo dire mi è piaciuto molto. Com'è andata? Molto, molto piacevole, molto gratificante e mi sono sentita perfettamente a mio agio. Quindi evidentemente l'anima forse dell'intervistatrice o dell'intrattenitrice ce l'ho. Va bene, quindi dopo preside ci vuole rubare il mestiere. Una volta in pensione poi pensa a rubarci anche il mestiere, ma comunque Vedremo. A parte le cose più, diciamo, leggere, entriamo appunto su quello che è stato questo lungo percorso, che come in Sicilia siamo contenti di diciamo, avervi dedicato questo spazio, perché sono state trattate delle tematiche che io ho seguito dall'altra parte della telecamera con molto interesse. Ma devo dire che questa realtà ITS ci ha restituito un'importante diciamo, realtà su Catania, in Sicilia, ma non solo. E partiamo da questo appunto, perché durante queste 10 puntate sono stati tanti gli ospiti, dagli alunni, non solo dell'ITS ma anche del Duca degli Abruzzi, Anche che della lei presiede. scuola, sì, chiaramente sì, ricordiamolo, perché è un percorso che poi si completa con l'ITS. E sono state tante le testimonianze, tutte positive, da parte degli alunni, da parte dei genitori, da parte degli ufficiali che già diciamo, sono in servizio. Facciamo un piccolo excursus di quello che è stato questo percorso. Ma guarda, io facendo questo excursus ripercorro con i ricordi, con il pensiero, il duro lavoro che è stato fatto in questi 10 anni, in questi 12 anni. L'ITS Academy di Catania, Mobilità e Trasporti, quando io sono arrivata al Duca degli Abruzzi esisteva, ma era veramente, era morto, era seppellito. Vuoi per una questione di scatto di dignità, vuoi per una questione di scommessa sul futuro dei nostri ragazzi, io 12 anni fa, quando mi recai al Ministero per chiedere spiegazione sul perché questo ITS Academy, ora ITS Academy, allora ITS, non facesse i corsi, mi ricordo che ebbi veramente un momento di grande mi sono sentita veramente addolorata, perché ho detto, nel nostro territorio c'è questo tipo di strumento e non riusciamo ad utilizzarlo per la formazione dei nostri ragazzi e per dare loro un futuro sereno, un futuro nella loro terra, soprattutto questo ho pensato. E allora potevo anche abbandonare la situazione e dire no, non mi interessa, io voglio fare la preside, non voglio assolutamente avere altri tipi di pensieri. Ero appena arrivata al Duca degli Abruzzi, tra l'altro una scuola nuova, strutture diverse, situazioni diverse, insomma duro lavoro, devo dire, gran duro lavoro. Però non me la sono sentita perché avevo già, era come se io prevedessi tutto quello che sarebbe successo. Io già capivo che quello strumento poteva diventare lo strumento che avrebbe potuto cambiare la vita a tanti ragazzi. E io mi inserisco su questa discussione perché uno slogan che lei ha alle spalle dice stiamo già lavorando per i prossimi 150 anni. Perché in effetti quello che emerge è che c'è una visione di futuro all'interno dell'ITS Academy e una pianificazione continua, cioè lei quello che ha appena raccontato è l'idea di una persona che ha una visione a lungo termine, che purtroppo spesso è quello che manca probabilmente in tante istituzioni del nostro paese.
Proprio su questo le vorrei fare una domanda. Non siamo, visto che lei è preside, quindi esponente del Ministero dell'Istruzione a tutti gli effetti, non crede che il modello un po' italiano sia un po' ormai anacronistico a livello scolastico? Ne avete parlato anche nell'ultima puntata con appunto i rappresentanti delle aziende. Questo nuovo modello di 4+2, cioè cercare in Italia una strada che porti verso i ragazzi, verso il mondo del lavoro in maniera più immediata, forse meno nozioni, più pratica. Cosa serve? Ma guarda, ti dico con molta onestà, per come io l'ho sempre vissuta la scuola, io la scuola l'ho sempre vissuta come un momento formativo duale. Per me la scuola non è mai stata solo teoria, sia quando studiavo, che quando sono diventata docente, che anche da preside. Perché nella vita di ciascuno di noi la parte teorica, la parte che fa, diciamo, sostiene il nostro pensiero astratto, sicuramente è importante, è fondamentale, perché è ovvio che insomma, i libri si leggono e si studiano, però è anche vero che i libri si vivono. Cioè se io leggo e leggo un libro, imparo delle nozioni, imparo dei contenuti e poi quei contenuti non li faccio lavorare sulla mia persona, quindi non li interiorizzo, non sono passata dal momento della nozione al momento dell'apprendimento. Cioè l'apprendimento è vero, reale, costante, duraturo, solo se è un apprendimento motivato e diventa motivante. Ora, se un ragazzo è messo dietro un banco a leggere, a sentire spiegazioni in modo anche tra l'altro monocratico e anche un po' obsoleto perché questa lezione frontale diventa una lezione infinita, non fa altro che gratificare il docente che si sente bravo perché sta facendo la lezione, ma non so gli alunni fino a che punto sono tutti contenti di questa lezione infinita. Non si sa cosa lascia E non si sa neanche studente. che cosa resti di questa lezione nella loro formazione. Perché poi tutto quello che viene spiegato, viene detto, come dire, deve essere non solo immagazzinato, perché altrimenti diventa come quel discorso del vaso che deve essere riempito, ma questa teoria è stata abbandonata tantissimi anni fa, grazie a Dio. Oggi si parla di competenze, cioè, guarda, io ti dico una cosa, noi abbiamo dei testi normativi tra i più innovativi, credo, del mondo sulla scuola. Basti pensare alla legge di inclusione, alla legge dell'inclusione dei disabili nelle scuole statali e nelle scuole pubbliche. Però non capisco per quale motivo ci incaponiamo a non metterle in pratica. Cioè, ci sono le cose scritte. Se tu ti vai a leggere le linee guida, se andiamo a leggerci tutte le linee guida dei nuovi professionali, dei nuovi tecnici, anche tutti i riferimenti alle trasformazioni che queste strutture scolastiche, parlo di strutture in quanto ordinamenti, certo, hanno avuto nella loro storia, noi adesso veramente abbiamo una normativa tra le più moderne d'Europa, del mondo. E quindi manca chi la applica? Il problema è che viene complicato forse lasciare quello che ci ha sempre contraddistinti, quindi l'atteggiamento accademico, a un po' autoreferenziale, per metterci invece assieme all'alunno, assieme alla famiglia, a confrontarci su cosa è meglio, su cosa bisogna rispetto alla formazione della persona, che non va mai dimenticata, ma soprattutto in relazione al mondo in cui viviamo. Non possiamo pensare ad una scuola che forma il pensiero critico a sé stante. Il pensiero critico è una struttura, ma se non ci metti poi dentro cosa deve criticare, che se ne fa? Prendo spunto da questa sua ultima riflessione per fare, diciamo, un'osservazione. Ho visto che chiunque è passato da questo studio e ha avuto a che fare con lei, insomma, diciamo, parola al miele nei confronti della preside Brigida Morsellino. Quindi c'è sicuramente un aspetto che è importante dal punto di vista dell'istituzione preside, no? Della visione di cui parlavamo prima, ma c'è anche un aspetto umano che conta tantissimo. Ma l'aspetto umano secondo me conta sempre prima. Cioè io non dimentico mai che prima di essere preside sono persona e le persone non si improvvisano. Tutto quello che vivi, le esperienze che hai vissuto, i modelli che hai avuto, ti fanno diventare quella persona.
Poi che tu possa diventare preside, che tu possa diventare Presidente della Repubblica, o che tu possa diventare un detentore d'azienda, un proprietario d'azienda o qualunque altra, giornalista, cioè qualunque professione tu ti metta lì poi ad esercitare, se la persona si è costruita su valori, su modelli che sono di un certo tipo, sarà un giornalista diverso da altri, sarà una preside diversa da altri, grazie a Dio diversi, perché la diversità comunque è una ricchezza, ma certamente le persone non si improvvisano. Torniamo a parlare di ITS Academy, perché abbiamo divagato un po', ma Sì. parlando sempre di temi molto, molto importanti. Qualche numero, preside? Allora, i numeri sono importanti ormai, ogni tanto mi vengono pure i capogiri a pensarci. Dire che abbiamo cominciato solo con 2 percorsi, quindi di 25 e 25 ragazzi, adesso abbiamo 34 percorsi, una cosa come 700 iscritti ai corsi ITS. Prima abbiamo cominciato, i primi percorsi sono stati quelli dei marittimi, allievi di macchine di coperta, adesso abbiamo diverse figure, a cominciare dalla logistica, quindi il tecnico superiore della logistica, gli energy manager, perché nel frattempo abbiamo avuto anche lo spazio dell'energia rinnovabile, l'hotellerie, quindi tutti i servizi di bordo, tutti i profili utili al bordo e i manutentori del mezzo aereo, navale e terrestre. Abbiamo avuto anche un ragazzo che era appunto manutentore del mezzo aereo. Quindi veramente una grande crescita, ma non solo numerica, una grande crescita esponenziale per quanto riguarda sia i numeri ma anche le possibilità, perché ricordiamo, e voglio sottolinearlo, che i corsi ITS non nascono neanche se non abbiamo già le aziende pronte ad assumere i nostri giovani. Faccio un esempio pratico, io voglio farmi autorizzare un corso di logistica. Bene, io di 25 giovani, devo avere non solo i 25 giovani e quindi li devo reclutare, ma quello non è una cosa difficile, a volte può anche diventarlo, ma soprattutto devo avere le aziende che assumeranno i 25 corsisti, o alla fine del percorso, quindi col titolo, o addirittura ancora prima, con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Questo è fondamentale, quindi crescita non solo dei corsi, non solo delle figure, non solo delle persone, ma anche dei partner che a lungo andare sono diventati veramente tanti. Perché è chiaro, Preside, che quando un'azienda vede una realtà come quella dell'ITS che va crescendo, che forma personale qualificato, che purtroppo è un altro tema dei nostri tempi, è difficile trovare in questo momento operai qualificati, impiegati specializzati, è chiaro che è una risorsa importante, quindi fare rete, creare questo tipo di filiera per le aziende è un vantaggio straordinario, perché non devono prendere un lavoratore che diciamo da zero e formarlo, che ha un costo ovviamente, Sì, prendono giovani che hanno voglia di cominciare a lavorare, chiaramente, che sono già qualificati. Io aggiungerei anche prendono dei giovani che poi sono continuamente sostenuti, perché non dimentichiamoci che anche se entrano in apprendistato di alta formazione e ricerca, e quindi in quel caso l'azienda diventa l'agenzia formativa interna e noi diventiamo l'agenzia formativa esterna, però noi li continuiamo a seguire, li sosteniamo, quindi c'è un lavoro continuo di sostegno nei confronti di questi ragazzi e delle loro famiglie. Da quest'anno c'è costantemente uno sportello, ad esempio, di ascolto, tenuto da uno psicologo che abbiamo reclutato e che ascolta tutti i nostri ragazzi qualora ne avessero bisogno, in assoluto anonimato, cioè noi non vogliamo assolutamente sapere di cosa parlano, ci mancherebbe altro, però questo ci aiuta a capire anche se c'è qualche campanello d'allarme e cosa eventualmente noi in che cosa possiamo aiutare, sostenere questi ragazzi, ma soprattutto aiuta loro perché vengono ascoltati. Io credo che l'ascolto oggi sia una delle mancanze più importanti della nostra società, il fatto di essere I care, cioè il fatto di sentirsi attenzionati, di sentirsi importanti. I giovani hanno bisogno di sentirsi amati e quindi attenzionati. Se non prestiamo loro questa attenzione non li aiutiamo a formarsi, non li aiutiamo a crescere, soprattutto non li aiutiamo a rendersi autonomi, a credere in se stessi, e questo credo che sia una cosa molto importante perché viviamo in una società molto fluida e in una società in cui tutto è possibile e tutto non è possibile. E per certi versi anche un po' frivola, mi permette di dire, perché con l'avvento dei social network c'è stato... Diciamo che abbiamo spostato l'attenzione dai valori, quelli di sostanza,
a dei pseudo valori che come sostanza insomma non ne hanno assolutamente. Però poi ogni tanto si cercano quei valori perché magari sono insiti nella natura umana. I ragazzi li cercano, questo lo posso confermare. Pensare che a un ragazzo non interessi niente del fatto che una persona possa interessarsi a lui, che gli metta una mano sulla spalla, che lo ascolti e che gli dica magari in che cosa ti possa aiutare, è utopia. I ragazzi hanno bisogno di questo, lo cercano, e se lo facciamo e siamo i grandi e ne siamo sempre di più a farlo, io penso che è una cosa corretta in questo momento. Mi diceva prima off records, come dicono quelli bravi, che insomma avete qualcosa in programma adesso, un viaggio al Cairo, sì, allora, in Egitto. sì, questa è una cosa che faremo a giorni. Questo viaggio è stato voluto dal Ministero, siamo stati individuati dal Ministero. Voglio ringraziare il direttore Chiappa che è stato veramente molto carino ad individuarci, perché noi attraverso questa testimonianza mia, dei miei docenti, dei ragazzi che porterò con me, possiamo testimoniare il valore della filiera formativa che abbiamo già in atto dall'anno scorso, quindi il 4+2, ma soprattutto il valore formativo dell'ITS Academy. Noi siamo il secondo ITS per numeri e per finanziamenti del PNRR, quindi siamo un ITS importante nella nostra Italia, per cui andremo all'interno del programma Mattei a raccontare in italiano e in inglese quello che facciamo. Ecco, anche perché prima di chiudere vorrei dire ITS, Fondazione Mobilità Sostenibile e Trasporti. La parola chiave in questo senso potrebbe essere sostenibile. Anche questo fa pensare al fatto che c'è una visione di futuro, no? Sì. Perché puntare sulla sostenibilità oggi? È necessario puntare sulla sostenibilità, perché... Che non vuol dire solo ambientale, No, diciamolo, no, la sostenibilità può essere anche di bilancio. ma anche sociale. Sociale, insomma, sostenibilità è una parola che... Allora, io per spiegare il concetto di sostenibilità ai ragazzi, sa che cosa mi è venuto un tempo fa? Di dire loro questo: le nostre mamme, le nostre nonne erano le donne più sostenibili di tutti i tempi, perché cosa facevano? Preparavano il pane. Per fare il pane c'è bisogno del lievito, ma il lievito madre veniva rinnovato e un panetto di quel lievito veniva ridato ad un'altra persona per fare il pane. Quindi significa pensare a noi, ma pensare anche ad altri, e fare in modo che tutto quello che noi possiamo produrre, consumare per il nostro sostentamento possa essere quello necessario, non quello esorbitante, perché nessuno dopo di noi possa vivere. Dopo di noi devono vivere altri, e devono vivere altri anche con noi. E allora pensare alle future generazioni non vuol dire solo pensare alla sostenibilità del pianeta, vuol dire pensare alla sostenibilità anche delle azioni, e quindi anche alla sostenibilità dei pensieri e delle relazioni. E questa è la sostenibilità sociale, che io, ripeto, spiego in queste due piccole parole, ma la capiscono perfettamente. L'ha spiegato molto bene anche qui. Progetti futuri immediati, a parte stiamo questo lavorando viaggio? sulla sede nuova dell'ITS. Ne abbiamo parlato durante le puntate. Ci sono già i lavori sono iniziati, si stanno già, insomma, sono iniziati e sono in fieri. Quindi un trasferimento non appena la sede è pronta, in questa nuova sede che sarà la casa dei giovani dell'ITS, andrà a rivalutare una zona di Catania un po' particolare. Siamo nella zona del Fortino, una zona storica della nostra bellissima città di Catania, che si riempirà di giovani, si riempirà di cose belle. E mi permetto di dire che anche questo è un segnale positivo, perché io ritengo che le istituzioni, gli edifici scolastici debbano aprire più possibile in periferie, in quartieri magari disagiati, proprio perché hanno una responsabilità sociale importante, e quindi aprire lì ha un doppio significato. Sì, ed è stata questa, è stato intenzionale, potevamo andarcene dove volevamo, perché abbiamo avuto dei finanziamenti veramente molto importanti, ma era lì che volevamo andare, e io credo che la nostra presenza lì sarà una presenza importante, che potrà non solo riqualificare da un punto di vista strutturale, no? Paesaggistico, diciamo così, quel quartiere, ma soprattutto umano, perché la presenza di tanti giovani volenterosi che si qualificano, di tecnici specializzati, di laboratori dell'ultima strutturazione scientifica e quindi tecnologica, di ambienti innovativi, ma non possono che migliorare tutti. D'altra parte, lo diciamo sempre, no? Educare al bello, educare al buono, non fa altro che mantenerci belli e buoni, e questo credo che sia valido anche
per tutti e soprattutto per i quartieri un po' meno fortunati di questa grande città. Preside, dobbiamo chiudere perché il tempo è volato, Lo so. è stata una bellissima chiacchierata, avremmo potuto andare avanti per un bel po', è stato un piacere ospitarvi qui Anche per me è stato un piacere essere qui. negli studi di New Mi Sicilia. sono sentita molto a casa, devo E dire. questa è la cosa più importante e noi ci auguriamo che chiaramente questo tipo di esperienza si possa ripetere anche in futuro perché appunto crediamo sia importante investire anche sul piano della comunicazione in quelle che sono le belle realtà del nostro territorio a partire da quelle scolastiche, quindi siamo contenti di avervi Sono contenta anch'io, ma supportato in soprattutto questo. volevo invitare veramente tutti i giovani che avranno modo di ascoltare questa nostra chiacchierata a riflettere sulle loro scelte e a fare la scelta giusta. Un saluto prima di chiudere anche a Sergio Recalbuto, il nostro direttore, Sì. che avrebbe dovuto essere lui seduto al posto mio, ma per motivi di salute Lo saluto anch'io. diciamo, è dovuto mancare, quindi ho preso il suo posto. Preside, grazie mille davvero. Grazie a voi di cuore. Un abbraccio a tutti voi, grazie soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo percorso dedicato all'ITS Academy di Catania. Cable crew, prepare for landing.